Ho avuto alle spalle anche i sentimenti, l'affetto, l'amicizia, il sostegno del mio paese. Casteltermine e Michele Guardì, un binomio assolutamente inscindibile. La riprova sabato scorso, quando il regista televisivo è stato l'autentico mattatore della serata svoltasi in piazza. Guardì ha incantato la platea dei suoi compaesani, parlando a ruota libera della sua infanzia, di quando bambino recitava la morte di Sant'Arcisio. La platea affascinata ha ascoltato il religioso silenzio, ha anche parlato del compianto Pietro Gazzanave e delle sue battute. Insomma, un Michele Guardì a tutto campo che ha divertito e commosso i suoi compaesani. A chiusura del suo primo intervento, Guardì ha consegnato al sindaco Sapia le chiavi dell'ex laboratorio di Pisa perché diventi un centro culturale in grado di coniugare la classica biblioteca con le nuove forme di produzione audiovisiva, sancendo il passaggio da laboratorio di prelibatezze a laboratorio di idee. Un altro regalo ai suoi cittadini che segue quello dell'Antiquarium Guardì di Pisa, un tangibile contributo per una Casteltermini migliore. Guardì ha continuato spiegando cos'è un regista, come è riuscito a realizzare il suo sogno, come prendono vita i suoi programmi, chiarendo i motivi del suo perfezionismo e del metodo impostogli dal compianto cugino Enzo di Pisa. La serata si è conclusa con un omaggio video realizzato da Nicola Palmeri, ideatore del Mizzica Film Festival, e da Michele Segretario, tastierista delle Corde Pazze. Soddisfazione per la serata, che ha concluso un ciclo di incontri culturali promosso dall'amministrazione comunale, si è detta l'assessora al ramo Donatella Segretario, che ha in mente diverse altre iniziative, alla luce anche della disponibilità del professore Franco Faraci a creare un gruppo che fornisca supporto gratuito a chi vuole realizzare un'idea imprenditoriale.